Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. C'è chi dice che la vita è un viaggio e che sta lì ad aspettare. Ho abbandonato già nomi, spazi, specchi, scuse, insulti, adesso non è più colpa mia. Se ti carezzo voli via, se mi allontano torni qui. Viva la TV Italia, siamo all'Hiroshima Mon Amour con Paolo e Ivan di Marta sui tubi. Ciao. Gruppo principe della scena indipendente italiana. Oramai vantate 10 anni di carriera, molte produzioni, molti riconoscimenti, prima fra tutti quello di Lucio Dalla, anche il premio appunto come miglior band indipendente italiana. Ma parliamo di Sanremo. Abbiamo visto che fondamentalmente hanno svecchiato parecchio, non so se è giusto dirlo, però comunque sì, cioè che abbiamo avuto la fortuna di conoscere diversi autori, erano tutti molto presi bene dalla nostra partecipazione, non a caso abbiamo avuto dei passaggi in orari molto, se vuoi, molto proprio strategici. Ci siamo sparati due picchi da 17 milioni, non so se mi spiego. Parliamo invece del vostro ultimo album. 5, la luna, le spine. 3 immagini folgoranti come titolo. Per noi ha un significato particolare perché siamo in 5, da 5 anni, ed è il quinto album della band. La luna e le spine si riconduce a una leggenda biblica. Ivan, aiutami, di questo qui che è andato sulla luna perché è punito, Caino punito. Nel Medioevo, ecco, le macchie lunari si pensava che fossero Caino con un fascio di spine sulla schiena. Questo perché Caino, quando, secondo la tradizione biblica, quando uccise Abele, non fu a sua volta ucciso. Dio fece in modo che lui e tutta la sua progenie non subisse ritorsioni, però chiaramente venne, come dire, isolato e quindi da questo nel Medioevo si pensava che sulla Luna ci fosse stato relegato lui. Volevamo un attimo unire serio e faceto, nel senso che sì, è il quinto disco eccetera, però visto che poi avevamo saputo di Sanremo volevamo utilizzare questa campana di risonanza per mandare un messaggio che fosse un attimino più di contenuti, ecco. Allora la luna e le spine è legato alla questione della pena di morte, ma la pena di morte è anche la pena di morte dal punto di vista della persona, per cui le donne infibulate o ancora di usanze, se vogliamo, barbare o comunque legate a cose che ormai non esistono più. Complimenti per gli amici, ma quanti te ne fai? Mille i modi in cui sorridi, ma poi non ridi mai. La vostra è una reinterpretazione molto forte, ricca di sperimentalismi e contaminazioni del genere tradizionale folk. Un riprendiamocelo e partiamo da qui? No, io non penso che sia, cioè la musica è morta sui tubi è semplicemente quello che ognuno di noi si è portato dietro, il proprio background, i propri gusti e la propria sensibilità. Da questo nasce un genere, cioè se vogliamo chiamarlo genere, che ha mille facce, ci sono pezzi molto che possono essere considerati anche volendo pop, come qualcuno ovviamente
dice, ma c'è del punk, c'è del rock, c'è del folk, c'è un po' di tutto. È semplicemente il risultato di quello che 5 ragazzi stanno vivendo in questi 30-40 anni ultimi, semplicemente. Ringraziamo e salutiamo in Marta sui tubi, dagli Hiroshima Mon Amour, da Torino, Corinti Innici. Ciao.